E adesso si parte per una nuova avventura. E non sono solo, con me c'è anche Shaleboom. Ciao ragazzi, buongiorno. Manca la voce, un po' di me. Tosse. Sei proprio carichissimo. Va al massimo. Carichissimo per questo nuovo torneo su YouTube. E con noi c'è anche il bomber Simone Crispo. Ciao ragazzi, buongiorno. Per una nuova avventura su YouTube. Classico vlog di Super Allan. Stay utenti. Io appena successa una cosa incredibile, la prima volta che mi succede nella mia vita è stato cancellato il volo. Mentre stavamo passando il coso è arrivato il messaggio. Poi è stato appena cancellato il volo per Milano Malpensa. Adesso dobbiamo cercare alternative e scendiamo giù. Una cosa che non mi è mai successa. È surreale perché tu stavi passando e è arrivato il messaggio di Steve. Ragazzi, è stato cancellato il volo. Ma in che senso? Ande Tommy. Ande. Ci hanno annullato il volo, porca troia. Perché? Non lo so, siamo andati là, a passare il coso, volo annullato. Assurdo. Stamattina l'hanno annullato, ma come si fa? Ragazzi, subito cambio di location dall'aeroporto alla stazione di Napoli. È proprio un attimo. Un'ora a Milano, ora ci dobbiamo fare 5 ore di treno. Io ho anche finito Naruto. Cioè, ma che faccio 5 ore di treno? La barba in treno. La barba. Attenzione signori. Andiamo. Raga, comunque vi spiego brevemente il torneo che andremo a fare. The Cage, ideato da Steve, tifoso del Milan. Saranno 16 squadre divise in 4 gironi, quindi da 4 squadre. Una gabbia, quindi la gabbia dei leoni, così è stata chiamata. Ci affronteremo, le prime 2 passeranno di ogni girone e speriamo bene. Un nuovo torneo, quindi diciamo... Ma siamo contro perché Siamo sono una squadra. Esatto. E io ho la mia squadra. Esatto, noi siamo capitati nel girone di Sofia e di Pirlasbu che sono divisi. Io invece sto con Ragnar, Omar e il terzo non me lo ricordo. Ma soprattutto noi siamo i capitani e dobbiamo scegliere 2 persone. Esatto. Oltre agli influencer ci saranno anche persone. Questa è la cosa figa di questo torneo. Ci sarà per la prima volta anche la Più che possibilità altro io per non gli altri. capisco come valutiamo le persone, cioè questa è una cosa a caso. Ma diciamo, sì, credo però- che sia un sorteggio così. Molto random. Comunque speriamo bene e adesso vi porto con noi nel nostro viaggio. Faccio come uno. Ci sono. Allora, intanto break sul treno, stiamo mangiando un toast. Cosa c'è dentro? Prosciutto e formaggio. Poi è semplicemente cambiata qui, noi siamo qua da 6 ore. Esatto. Io invece ho preso questo, tonno, olive e pomodoro, però non sapeva la pomarolo. Infatti lo vorrei far vedere a Franchino il criminale. Ma sputasso in faccia. Raga, siamo quasi arrivati in attesa del nostro arrivo. Caffè in treno. Eifius. Guardiamo il video. Beh, bravi chef Frank, vedi Fius ci stanno in una fama. Pure perché guardate qua il livello, l'ho lasciato tutto quanto perché era proprio i fier. Voglio appena arrivati a Milano, Porta Garibaldi, adesso c'è il transfer che ci porterà a Varese. Voglio la nostra avventura continua, siamo appena saliti nel transfer. Grazie Donato. Prego. Ci vuole un'altra oretta. Ci siamo quasi. Raga, ci siamo quasi. Tra poco arriviamo in Svizzera. Raga, conferma di quello che vi dicevo, guardate qui il cartello Svizzera. E noi proprio là andiamo. Simo, sei carico? Ragazzi, questo dovrebbe essere il nostro alloggio per stasera. Vicino proprio a chiesa, che arrivano in mattina, sai quanta campana che ci scedono? Qua, ma non è qua. Non è qua? Non è qua. Questa è la casa della signora, secondo me. Signore. Capo. Com'è carino però qua dietro, è molto caratteristico. Cazzo me ne frega di come è carino qua. Vabbè, io lo dico. Non me ne frega niente. Recensioni. Trovato. Ah, qua. Sta me la casa della signora, veramente. Non suonare il campanello. Aiù, eccoci qua, vi faccio un piccolissimo e brevissimo house tour. Allora, appena si entra c'è questa porta. Io pensavo fosse il bagno. Poi andavo qua sotto e dicevo, ma come ci trasca? Andiamo a mancare a capo. E infatti non è il bagno. Ed usciamo subito. Qui invece abbiamo la cucina, tavolo, primo letto. Poi si sale, guardate queste scale. Allora, si comincia a salire con questo piede, poi non ti trovi più, Quindi devi salire così come ti portano le scale. Sono piccolissime, molto scomode. Vabbè, comunque, saliamo. C'è uno specchio per ammirarci. C'è Simone in bagno, televisione, letto dove dormiremo. Io e Sciale che non sa salire. Guardate qua come sale, come un gatto. E qui c'è l'armadio e nada. Andiamo. Eccoli qui, i campi. Ci siamo, finalmente. Sì, raga, ufficialmente arrivati. Adesso ci andiamo a cambiare e poi si parte. Raga, intanto stanno giocando già, Adesso ci dobbiamo andare a cambiare, ma intanto già giocano qui. Raga, scatolone con le nostre maglie, le nostre divise. Scopriamo le nostre maglie, le nostre divise, signori. Ok, mi dica di più. Wow, viola, spettacolo. Bella, falla vedere, aprila. Unboxing. Wow, bella. 5, ho preso la tua maglia. Ah, questa la penso che ha fatto. che sia tu. Sì. Vabbè, comunque l'abbiamo viste. Poi abbiamo anche i calzettoni, tipo, dove stanno? Abbiamo fatto un cene. Che è sto coso? Capitano. Capitano, ragazzi, chi è? Io.
Ok. È giusto che sia superato. Prima volta da capitano nella mia storia su YouTube. Bella, bella. Ma ci sta più niente. Carte. Ah, non peccano le calze. I calzerotti, vabbè, bianchi. Ottimo. Belli, dai. Babbo Natale. Babbo Sciale. Ok, cambiamoci. Raga, loro fanno parte della nostra squadra. Ragazzo! Dai! Siete carichi? A posto. Ragazzi, momento decisivo, epico sul mio canale. Prima volta, fascia da capitano. Prego. Con le lacrime agli occhi, giustamente. Un momento toccante. Devi mettere a destra, a sinistra. Cazzo ne so. No, mettimela a destra. Vamo sulla pressione. Signori, un applauso. Devo dire che fa uno strano effetto. Non ho mai avuto una fascia da capitano e neppure oggi ce l'avevo. No. Aiuto, tutto pronto. Fascia di capitano messa. Di là stanno giocando, manca poco al nostro esordio. Pallone sulla verticale con Super Allen in zona difensiva. Sciale. Ma non è finita. Paiu, finisce la prima partita e comincia molto bene il nostro torneo. Doppietta per me, anche se dicono in telecronaca che forse è stato un autogol, in realtà non l'ho toccato, ve lo dico io. Io ho fatto 2 gol, i primi 2 gol della partita contro il Team Sofia e abbiamo vinto 7-2. Molto tosta, non mi aspettavo fosse così dura giocare comunque in un rettangolo di gioco così piccolo, però i contrasti veramente li devi fare forti. Dai, sono contento per come siamo partiti. Vediamo la prossima partita, secondo match del nostro girone. Speriamo bene, vi aggiorno dopo. Tra l'altro, voglio quanto è figa la nostra maglia, il nostro completino, secondo me è la più figa del torneo, fatemelo sapere. E visto che arrivano da Napoli, hanno fatto una strada infinita, fate casino anche per Schalebun e Super Allen. Si parte, quindi magari anche non hanno cambi. E poi pesca il jolly, c'è il 4-1, finisce qua. La seconda è andata malissimo, abbiamo perso contro la squadra di Gnabry tipo 8-1, 8-2. L'unico gol per noi è stato il mio, dalla difesa praticamente, perché ho giocato anche molto dietro per dare una mano. Abbiamo sbagliato tantissimo le posizioni in campo, speriamo la prossima perché ci giochiamo la qualificazione. E vabbè raga, nonostante la sconfitta non fa niente, dai, comunque meritato riposo, meritato panino, salamella con patatine, Coca-Cola. E che sta questo panino? Perla del giorno, signori. Aglio, ma chi le sta distrutto, guarda che panza fregatore che te. Signore, bambini, guarda che panza, no? Enzo! Sì, i panini con la porchetta. Ma tu qua sei venuto per mangiare? The cake. The pants. Un po' in confusione adesso la squadra di Schalebun. Servirebbe un gol, una scintilla per riaccendere questo match che sembra non avere storia. 4-1. 4-1, cambi per la squadra di Schalebun. Super Allen. Finisce qui. Finisce qui. Vince la squadra di Pierino. Con una prestazione di Mamadou incredibile. Incredibile. E niente, oggi siamo usciti. Peccato perché veramente ce l'ho messa tutta. Magari non so quali azioni vedrete dai video che usciranno su YouTube, però veramente ce l'ho messa tutta. Ho segnato anche 3 gol, penso, in totale in questo torneo. Ho sputato sangue. Quando non ce la facevo, ovviamente, ho dato spazio anche a tutti gli altri ragazzi che ci hanno accompagnato in questo torneo, in questa avventura. Ripeto, cosa molto figa. Tornando alla partita abbiamo perso non ricordo quanto contro la squadra di Pierino, che quindi è passata insieme a suo fratello, insieme a Gnabry. Abbiamo giocato poco da squadra secondo me in questa partita, eravamo molto stanchi, dico la verità, e tanto ha pesato anche il fatto che eravamo fermi da penso più di 3 ore. Non vuole essere ovviamente una scusa perché un po' tutti quanti a turno e a giro hanno aspettato tanto tempo, però ve lo dico perché magari voi da casa non potete sapere determinate cose. Mi dispiace, magari ci rifaremo. Dopo magari parlo anche con Sciale, vi metto qualche clip con lui in cui faccio dire anche le sue impressioni su questa partita. Comunque resta una bellissima esperienza, bella da cage. E allora, che ne pensi di questo torneo tu? Abbiamo ci siamo divertiti. Tanto. È stato un bel torneo, comunque siamo stati tutti insieme, creator e non creator, abbiamo conosciuto persone nuove, è sempre un'esperienza da ricordare. Però C'è un però. c'è un però. Infatti ragazzi, ho aspettato anche Sciale per concludere questo video. Ovviamente non si vuole fare polemica, No, vabbè, ma lo diciamo perché comunque è un tanto torneo per- tra amici. Esatto. Però per esempio Però c'era stato raccontato diversamente il format. Il format, come vi ho detto, ed è la cosa più figa penso del format, Sì. che per la prima volta prevedeva anche l'ingresso di persone che appunto non facessero contenuti sul web e comunque persone che noi non conoscevamo. Tant'è vero che quando siamo arrivati al campo ci siamo ritrovati in squadra con 3 ragazzi completamente a noi sconosciuti. Bravissimi ragazzi, che hanno giocato pure bene, Sì. ma ci siamo trovati contro dei fenomeni. e soprattutto delle squadre capitanati da creator che hanno chiamato propri amici. Esatto. Si sono
siamo fatti la squadra. Non siamo venuti qui per vincere, siamo venuti qui per divertirci, ci siamo divertiti. Però se il format mi impone delle regole, le rispetto, qualcuno credo che non le abbia rispettate. Poi fate le vostre conclusioni, vedete i video e niente, noi magari ci rifaremo un'altra volta. Speriamo, dai, voglio. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Pure a quello di Sciale, voglio, gli voglio dare una mano pure io nel mio piccolo, dai, facciamolo arrivare a 500.000, ma sta festa o no? La fa sta festa. Dai. È un bel progetto di festicciuola. Dai, siete tutti invitati. Siete tutti invitati, quindi facciamo arrivare a 500.000 e noi ci vediamo in un prossimo video. E voglio. Ciao.